Ripresa e poi brusca frenata. Il 2021 in Liguria, secondo il rapporto annuale della Banca d'Italia, ha avuto un buon rilancio dell'economia, trainata soprattutto dai servizi, in particolare nel secondo e terzo trimestre, ma i rincari energetici prima e la guerra in Ucraina poi hanno causato un rallentamento degli approvvigionamenti alimentari ed energetici, con nuovi timori per famiglie e imprese e il rischio di un aumento delle condizioni di povertà, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione ligure. Nel documento presentato nei giorni scorsi si vede come la campagna vaccinale e il progressivo allentamento delle restrizioni anti-pandemia abbiano portato ad una ripresa dell'attività in tutti i principali comparti produttivi regionali. La produzione è aumentata, l'edilizia si è rafforzata, anche grazie alle grandi opere infrastrutturali e alle agevolazioni fiscali legate alla ristrutturazione. I flussi turistici nella seconda metà del 2021 hanno raggiunto livelli prossimi a quelli pre-pandemia, sono tornate le crociere e sono cresciuti i traffici mercantili marittimi. Il recupero delle compravendite ha favorito il settore immobiliare. Un quadro che si è riflesso sul mercato del lavoro, con un incremento dell'occupazione, più 2,6% rispetto al 2020. I lavoratori autonomi invece hanno continuato a diminuire. Dal punto di vista delle famiglie, sarebbe tornato a crescere il reddito pro capite disponibile. Alla fine del 2021 le famiglie liguri che ricevevano il reddito di cittadinanza erano quasi 27.000, più 2,3% rispetto all'anno prima. Rappresentano il 3,5% delle famiglie residenti in regione. Come detto, la Banca d'Italia mette però in guardia da questi primi mesi del 2022. La guerra e i rincari stanno mettendo a dura prova la crescita e il futuro delle famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà. Mentre sul fronte delle imprese ad oggi non ci sono grosse preoccupazioni. Per la sezione ligure dell'istituto l'impatto dovrebbe essere moderato sia per l'export sia per l'import da Russia e Bielorussia.